Al mattino qualcuno di voi scende dal letto e sale dove? Sulla bilancia, per vedere se per caso appunto siete aumentate di peso. Allora se si è aumentati di peso la colazione è al minimo, no? Il pranzo è al minimo. Ecco, la camminata che voi fate appunto giova molto. Ecco, io vi dico subito, se qualcuno e qualcuna anche che a ottobre mi dice, ci sentiamo un po' appesantiti, vediamo l'ora di cominciare a riprendere le camminate. Ecco, e i latini dicevano chi si ferma è perduto, cioè chi si ferma ormai e diventa appunto così non più autosufficiente, no? Invece qui in grazia appunto a Romano fate tutte queste belle camminate, oggi andate appunto, sì, una camminata facile, semplice, passate anche vicino al castello di Purgessimo e pure a Jessin, al di Candencimo. Il nome di Purgessimo è un po' difficile a interpretare, no? Si dice che quando è stato incendiato il castello di Gronumbergo, che era il castello che praticamente controllava il passaggio della gente dal Friuli appunto all'Austria, no? Ecco, e vedevano che il castello appunto era avvolto dalle fiamme e continuavano a uscire la gente che era dentro e gli abitanti di Purgessimo hanno detto a pur a Jessin, al di Candencimo. In friulano, no? Sì, eppure che non ha nulla a che vedere con la denominazione e con l'interpretazione. Eccoci, benissimo, io ringrazio logicamente qui il nostro appunto istruttore Valugnac, Romano, vero? Anche per i numerosi, ho visto dall'elenco, ci sono anche alcuni che vengono da Gorizia, solo per le camminate, vuol dire quindi che sentono che il camminare, il muoversi, ecco, è molto utile appunto e soprattutto si mantiene la linea. Quindi buon anno! Buona camminata e grazie appunto al nostro istruttore Valugnac.